Alla Maddalena i soldi per bonificare la zona dell'ex Arsenale sono arrivati, 460 milioni di euro per il polo d'attrazione turistica che doveva ospitare nel 2009 il G8. Ma la bonifica, eseguita dalla cosiddetta cricca di Bertolaso, rimuovendo la fanghiglia velenosa, ha allargato la zona inquinata. Così oggi è ancora tutto chiuso. La manutenzione la stanno facendo? No, assolutamente. I tiranti esterni sono già pieni di ruggine. Guardi lì a sinistra, è venuta proprio giù Dove? una parte della struttura. Così quello che doveva portare nuovi posti di lavoro oggi mostra solo degrado e abbandono. Qua sono venuti giù i pannelli. E questo è l'ex ospedale militare trasformato in albergo. È di proprietà della Regione Autonoma della È Sardegna. costato quanto? È costato circa 70 milioni di euro. Quindi circa 700.000 euro a stanza. Ha mai aperto? Ma questo non ha mai aperto neanche un giorno, non è mai Mai? stato aperto neanche per 24 ore. Mai.